Ciao a tutti, oggi faremo un quiz in cui non tradurremo, faremo solo in italiano. Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura. È vero, È consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra. falso, Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti come segnale di pericolo. falso, Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra. vero, Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso. falso, La manovra di sorpasso può di norma effettuarsi a destra sulle autostrade. falso, È pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente. vero, Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra. vero, La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in fase di rientro in corsia con il veicolo sorpassato. vero, Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade a una corsia per senso di marcia, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro. vero, Il sorpasso è consentito su dossi se la strada è a due carreggiate separate e a due corsie per senso di marcia. vero, Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se viene effettuato accodandosi a un veicolo che sta sorpassando. verissimo, Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti. Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti. vero, È vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua. è falso, È consentito il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione. falso, È consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento e passaggio a livello senza barriere se il treno è distante. falso, Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra. falso, Il sorpasso è vietato di notte nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente. falso, La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso. verissimo, Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità. falso, Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare. vero, È consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra e ha iniziato la manovra. quello è vero, Il sorpasso è vietato in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia. è vero, È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato o all'altro senso di marcia. vero, È obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino. vero, Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del sorpasso. è vero, Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia. falso, È consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente. falso, Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strade ad unica corsia per senso di marcia. è vero, In caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate. falso, Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 metri dal veicolo sorpassato. È vietato il sorpasso quando il veicolo che precede ha azionato l'indicatore di direzione destro. falso, Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. falso, Nella fase di sorpasso il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della manovra. falso, È vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri. falso,
Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta. Falso, diminuisce. Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle carreggiate a senso unico. Sì, è vero. Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità. Falso, mai. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese. Falso. Una Bagliande va sempre accesa. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la lunghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza. È vero. Zero error. Ambedgio nella sonomità linea famiglia a chiusura che